Stop casalingo per la Castrum Favara che nel recupero della 16ª giornata del campionato nazionale di Serie D Girone I perde 3-1 contro la blasonata Reggina. I calabri hanno vinto meritatamente e dimezzano le distanze dalla capolista Siracusa. Gli uomini di mister Pietro Infantino hanno cercato in tutti i modi di frenare i forti calabresi, sicuramente di categoria superiore, che hanno subito imposto il loro gioco, macinando azioni su azioni e rendendosi pericolosi ad ogni puntata in avanti. Giocatori giallo-blu che, come ha detto a fine gara il direttore sportivo Tino Longo, hanno forse sentito troppo la partita. Il sempre ottimo portiere capitano Tommy Scuffia, che ha ricevuto molti elogi dal tecnico reggino Bruno Trocini, ha evitato finché ha potuto la gioia del gol agli avversari, che riescono ad arrivare sotto rete con una frequenza impressionante. Il gol del vantaggio della Reggina arriva al 20°, Grillo si libera sulla sinistra, cross in aria per la perfetta girata di testa di Barranco. Il Castrum Favara prova a reagire, ma sono i calabresi a sprecare altre occasioni. Il pareggio arriva al 39° con un bel colpo di testa di Varela che risulta imparabile per Lagonigro. Nella ripresa il Castrum Favara si dimostra più reattivo, imposta bene il gioco, fa diverse puntate in avanti e argina con puntualità le spinte offensive della Reggina. Cresce anche l'entusiasmo del pubblico favrese che vede i propri beniamini giocare alla pari contro la corazzata calabrese. Ma al 32° arriva il raddoppio degli ospiti con una bella azione di Barranco che serve magistralmente di tacco Ragusa che realizza la rete del vantaggio. Gol che diventano 3 al 34° con un colpo di testa di Ciam sul corner battuto da Dell'Oglio. Una sconfitta che non ne inficia il bel campionato che sta realizzando il Castrum Favara, che appena il tempo di fare la doccia dovrà recarsi domenica all'Esseneto per il Super Derby con l'Acragas. Ma ecco le impressioni di fine gara in sala stampa. Ha fatto una partita importante, noi abbiamo provato a fare il massimo di quello che abbiamo. Per noi l'infrasettimanale è sempre, l'avevo detto prima, è sempre una cosa negativa. Noi abbiamo bisogno di recuperare una settimana, di fare una settimana tipo per avere tutti i giocatori al 100%. Alla lunga 4-5 giocatori l'hanno pagata, abbiamo cercato di cambiare, però poi la Reggina ci ha surclassato sotto. C'è qualcosa che non ha funzionato? Non è che non ha funzionato, loro dobbiamo dare atto a una squadra che strutturalmente, tecnicamente è superiore a noi. Abbiamo cercato fino a quando abbiamo tenuto il passo, ce la siamo giocata, quando abbiamo abbassato un po' i ritmi o qualcuno ha mollato fisicamente, hanno fatto superiorità numerica e lì hanno fatto la differenza. Però. Eppure a me piace sempre il secondo tempo, almeno buona parte, diciamo un 20 minuti del secondo tempo Favara si è dimostrata la bella squadra che è. No, ma non ho niente da rimprovare ragazzi, ho detto fino a quando abbiamo tenuto ritmi alti, abbiamo fatto pressione alta, abbiamo cercato di tenerli lontani dalla nostra porta, abbiamo fatto un'ottima partita, però poi alla lunga, quando l'ho detto prima, quando 4-5 giocatori già vanno ad abbassare questo ritmo, ad abbassare questa condizione fisica, l'abbiamo pagata e l'abbiamo pagata a caro prezzo, perché in 10 minuti ci hanno fatto 2 gol e lì soprattutto il secondo ha smontato anche psicologicamente, sapendo le difficoltà ad arrivare nella porta avversaria della Reggina, che hanno un impianto di gioco, giocatori esperti, giocatori che hanno tanta qualità. Un po' ci ha smontato. Il terzo gol sicuramente è stata una mazzata per i miei ragazzi, però devo dire sempre che questi miei giocatori, questi miei uomini danno sempre il massimo di quello che hanno. Adesso dobbiamo recuperare sperando che abbiamo 2 o 3 acciacchi, sperando di recuperarli al 100%, anche perché come ho detto la volta scorsa, nemmeno il tempo della doccia e vai alla Agrigento. Abbiamo il derby sentito, vediamo domani come stiamo e ripartiamo con serenità, sapendo che fino a quando abbiamo fatto il nostro gioco ce la siamo giocata alla pari con una super corazzata che se la giocherà fino alla fine per andare in Lega Pro e campionato più importante, perché la Reggina come Siracusa com'è. Secondo me è mancata un po' di concentrazione nel finale, perché i ragazzi chiaramente hanno subito un po' la pressione
diciamo, della partita, e l'esperienza dal mio punto di vista ha prevalso sulla partita, perché magari c'è stato un equilibrio nel secondo tempo, anzi credo che fino a quando non c'è stato il 2-1 non credo che si sia vista tutta questa differenza, non mi pare. E infatti, dopo aver subito il gol, c'è stata subito la ricerca del pareggio e si ci è riusciti. Beh, nel primo tempo, diversamente dal secondo, non abbiamo fatto bene, anzi il pareggio è venuto nel momento peggiore della nostra partita, se dovessimo analizzare bene. Io credo che invece nel secondo tempo eravamo partiti bene e potevamo fare male nei primi 15 minuti, 20 minuti, che ho visto una squadra che si è abbassata, la Regina lo vedevo un po', era messa lì baricentro basso. Ripeto, il calcio è fatto anche di episodi, e a volte poteva riuscire al contrario, una palla di Demin sulla fascia poteva riuscire un tiro magari la Combolesca entrava e cambiava col portiere. Dico, Varela ha avuto l'occasione a tu per tu col portiere. Dico, andare oggi a pensare che la mia squadra dei ragazzi, io devo dire che se la sono giocata fino alla fine, poi prevale sempre quell'episodio, ma diamo sempre merito a chi vince. Domenica c'è il derby con l'Akragas, peccato, ancora una volta interdetta ai tifosi e ai cittadini favaresi. Ma qui non possiamo mettere bocca, perché il prefetto l'ha fatta l'andata con noi e chiaramente era scontato che andava a ripetere, diciamo, lo stesso verdetto. Però siccome sembra una partita importante, i favaresi sapranno come tifare anche se non vengono allo stadio. Io dico che il primo tempo è stato veramente strano e anche beffardo quasi, no? Dove secondo me potevamo chiudere con diversi gol di vantaggio, e invece siamo andati a riposo con l'1-1. Ma la cosa che secondo me era più preoccupante è stato prendere il pareggio in quella circostanza, dove secondo me c'è stato un fallo clamoroso su Girasole. Avevamo dopo mezz'ora 3 centrocampisti ammoniti. Questa è stata una cosa che ovviamente ci ha penalizzato, ci ha fatto un attimino ragionare. In questo nello spogliatoio ci siamo detti proprio questo: siamo calmi, pensiamo a giocare, siamo tutti centrocampisti ammoniti. Quindi secondo me c'è stato un quarto d'ora a fine primo tempo, fra 10 minuti a fine primo tempo e 5 minuti al secondo, dove abbiamo cercato un attimino i ragazzi hanno cercato di rimanere quadrati in campo e fare le cose nella maniera giusta, più magari con la testa che con la veemenza che avevamo avuto inizialmente. In merito ai gol, fanno parte del gioco, però insomma abbiamo fatto comunque 3 gol e tirato in porta tantissime volte. Devo dire che loro hanno un portiere assolutamente importante per la categoria, che oggi ha fatto una grandissima partita.